Buongiorno, ben alzati, grazie per chi è con noi, chi mi segue. Ovviamente c'è sempre la possibilità in questa trasmissione di interagire e dire ovviamente tutto quello che volete. E scrivete se volete al 393 3344 567. Ha deciso di convalidare l'arresto e di applicare la misura cautelare in carcere per tutti e tre i nostri assistiti. Ci è stato assicurato che comunque soggiorneranno tutti e tre insieme nella stessa camera e che qualsiasi problema dovesse nascere comunque saranno scortati nelle ore d'aria e di passeggio da parte della penitenziaria, per evitare che ci potessero o ci possano essere delle frizioni con i detenuti locali. I ragazzi hanno tutti fatto delle dichiarazioni spontanee, sono sereni e abbiamo fiducia che il giudice possa gradare le misure cautelari che sono state chieste dalla Procura. Siamo molto fiduciosi anche perché per alcuni, a mio avviso, c'erano dei problemi circa la flagranza differita, abbiamo contestato quel modo di richiesta di convalida che è avvenuta da parte della Procura, perché con delle modalità che già negli episodi di Badia Alpino furono oggetto appunto di censura da parte del Tribunale di Napoli, quindi siamo molto fiduciosi. Uno ha ammesso i fatti, che fu arrestato in flagranza, gli altri invece hanno sostanzialmente negato gli addebiti e dato delle spiegazioni circa la loro presenza sui posti dove sono successi gli incidenti. Il giudice ha deciso di convalidare l'arresto e di applicare la misura cautelare in carcere per tutti e tre i nostri assistiti. Il primo è accusato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e di lancio di oggetti, mentre altri due tifosi sono accusati degli stessi reati, quindi reati identici, più lesioni a pubblico ufficiale e del reato di devastazione. Hanno negato gli addebiti, ossia il primo era presente in albergo ma effettivamente non ha partecipato ad alcun tipo di lancio di oggetti nei confronti delle forze dell'ordine. Gli altri due erano presenti a Piazza del Gesù, laddove sono avvenuti gli incidenti più gravi, ma anche in questo caso hanno spiegato passo passo la loro condotta all'interno della piazza, negando poi concretamente di aver posto in essere azioni di violenza nei confronti sia del decoro urbano che delle forze dell'ordine. Ci è stato assicurato che comunque soggiorneranno tutti e tre insieme nella stessa camera e che qualsiasi problema dovesse nascere comunque saranno scortati nelle ore d'aria e di passeggio da parte della penitenziaria, per evitare che ci potessero o ci possano essere delle frizioni con i detenuti locali. La polizia penitenziaria ha assicurato che li proteggerà e che eviterà qualsiasi tipo di problematica con eventuali contrasti. In ogni caso poi provvederemo a farli trasferire sperando che sia possibile un trasferimento o comunque con i mezzi che abbiamo, cioè le impugnazioni, farli uscire quanto prima. Ovviamente rispettiamo la decisione del giudice, abbiamo già in testa di proporre riesame per tutta una serie di diversità di opinioni tra la difesa, l'accusa e poi quello che è stata la decisione del giudicante, che come è normale che sia abbiamo riscontrato, e se c'è una cosa da aggiungere lavoreremo fin da lunedì, perché domani ce lo prendiamo libero, sulle indagini investigative, perché ci sono diversi elementi da acquisire e a nostro modo di vedere sia per quello che è accaduto in piazza sia per quello che è accaduto in hotel. Questo è un esempio di tutto quello che sta accadendo. Allora io chiedo a Padrone, cosa sta succedendo in Italia? Ma direttore, innanzitutto qua abbiamo visto dei video. Chiedo scusa se c'è qualche ritorno di audio intanto, ho cercato di sistemare alla meglio. Gli avvocati fanno il loro mestiere, direttore, è il loro mestiere è quello di cercare di attenuare la pena. Questo in Italia, ed è il problema principale, la pena che da noi non viene mai scontata, non c'è certezza della pena, questo lo dobbiamo dire. Qui in questa occasione, direttore, poi c'è stato un cortocircuito che veramente fa scalpore. Io non so se lei conosce effettivamente i fatti, ma le cose sono andate in questa maniera. C'era stata la nostra intelligence, la Digos di Napoli, che aveva dato e segnalato
a questore e prefetto, che avevano poi emesso un'ordinanza di seguito dicendo che erano in arrivo ed erano programmate queste situazioni, questi arrivo di tifosi dalla Germania. Avevano fatto un'ordinanza, avevano predisposto un'ordinanza per bloccare la vendita ai tifosi. Guardi, il TAR ha impugnato nella stessa giornata, e qua la politica ci ha fatto uno sgambetto, è stata impugnata dal TAR della Campania questa ordinanza e fatalità, dopo neanche mezz'ora, e io ho sentito prima un altro intervento di qualcuno che lamentava TAR del 2018, bene, nel meno di mezz'ora il TAR aveva detto che si vietavano solo le vendite di biglietti ai tifosi provenienti da o nati a Francoforte. Cosa è successo? Sono arrivati, praticamente sono arrivati a Roma cittadini provenienti da Francoforte, circa 450, 600, non di più, i quali, non arrivando come tifosi, direttore, qui sta il cortocircuito della situazione, non arrivando come tifosi potevano girare per la città tranquillamente. Quindi anche quelle persone che ho visto sui social dire perché la polizia ha fatto arrivare in Piazza del Gesù i tifosi, questi non erano segnalati come tifosi, erano attenzionati da noi e per quello c'era la presenza della polizia, come vede, dei carabinieri, delle forze dell'ordine, ma erano liberi cittadini e che quindi con la voglia di contrastare chiaramente, non li chiamo neanche tifosi, ma dobbiamo chiamare tifosi perché il tifo è un'altra cosa, i tifosi di Napoli e quelli di Napoli che volevano, ovviamente, appena si sono accorti della presenza dei tedeschi, hanno cercato di scontrarsi. Quindi la polizia si è trovata in mezzo alla separazione di queste due frange ed ecco che quello che è successo. Quindi il problema degli avvocati sta nella legge, caro direttore, perché noi non abbiamo bisogno di DASPO che poi alcuni neanche si attengono, cioè il DASPO, segnaliamo, diciamo, spieghiamo per chi ci segue, è quella norma che dice che tu non devi andare allo stadio o avvicinarti allo stadio a 1 chilometro, 2 chilometri, insomma non puoi partecipare. Detto questo, comunque, di quello che è successo, però si racconta che la polizia ha le mani legate, non può far nulla. Quindi chiedo, a cosa serve avere questo servizio d'ordine, questi poliziotti, questi carabinieri, se poi non possono agire, se prendono un delinquente lo sbattono in galera, l'indomani il giudice lo mette fuori, se si va alle stazioni dove succede tutto e di tutto, che una immondizia proprio globale, quello che sta succedendo in Italia, voi delle forze armate non potete fare nulla e siete costretti ad accettare. Questo per noi cittadini è inconcepibile. Bravo direttore, perché lei tra le righe ha specificato quello che le voglio segnalare. La nostra legislatura, il nostro governo, anche questo ha messo in campo, per l'amor di Dio, 100 milioni di euro per le forze dell'ordine, perché si è ricordato che da qua al 2030 sono 40.000 i poliziotti, gli uomini delle forze dell'ordine che vanno in pensione, 40.000. Ma se la legislatura, e vengo alla sua domanda, non capisce e non dà disposizione che chi tocca un poliziotto, un uomo delle forze dell'ordine, tocca lo Stato, noi non ne verremo a capo. Ecco dove sono le mani legate, perché ci sono gli avvocati che fanno il loro, ci sono anche dall'altra parte i delinquenti. Sta di fatto che se un poliziotto viene ferito, deve essere chi è identificato, deve essere il tifoso in questo caso, deve essere trattato come un terrorista, perché, ripeto, chi mette le mani addosso a un poliziotto o un uomo delle forze dell'ordine le mette allo Stato. Quindi non andiamo distante. Poi fondamentalmente, lo dicevo altre volte, se lei va in un paese straniero, ma qua vicino, caro direttore, vede che nei concerti, nelle manifestazioni ci sono 4-5 poliziotti,
perché lì basta che uno si azzardi a fare qualcosa nuovo delle polizia e viene immediatamente ingabbiato, ma ci rimane in carcere. Qua io ho sentito, come tutti quanti, che gli avvocati si stanno preoccupando se questi stanno nella stessa cella, se possono uscire, usciranno presto. Ma allora, ma perché? Perché fanno il loro mestiere, ma perché qualcuno della legislatura gli dà il permesso a uscire. Allora, insomma, che mestiere è quello là? Se dobbiamo punire coloro i quali vanno contro la legge, bisogna punire, la punizione deve restare. Perché Sì. noi dobbiamo comportarci sempre adeguatamente e gli altri non devono farlo? Perché questo atteggiamento da parte dei giudici e degli avvocati cosa fa? Fa in maniera che tutti gli altri si comportino così come Esatto, cioè perché, anarchia e fuorilegge. perché il legislatore non mette nero su bianco che chi tocca è un poliziotto tocca lo Stato. Hanno distrutto mezza città, mezza piazza, ma guardi che ne staremo qui sicuramente a parlarne ancora, perché succederanno queste cose. E le pistole che uno bloccavano così, riuscivano a bloccare i delinquenti, non sono stati dati ai poliziotti, come mai? scusi, può ripetere? Non lo so. Quelle pistole, come si chiama? Sono allora anche lì sa che ci sono stati anni per poter avere alcuni taser, no? Queste pistole elettriche. Com'è Però che si chiamano? Solo in Italia abbiamo dovuto superare prove tecniche, prove sanitarie, protocolli di intervento. Guardi che utilizzare, innanzitutto, tutti dovrebbero averlo. Se in una città come Padova, come la mia di Pordenone, ci sono 3 volanti costantemente H24, di quelle 3 una pattuglia è munita di taser, perché ancora la distribuzione non è completata per tutto il personale. Quindi anche questo. Ma noi, se dobbiamo utilizzarlo, dobbiamo avvisare il soggetto che utilizzeremo questo, dobbiamo avvisare il pronto soccorso che stiamo per utilizzare, quando in altri stati dove questo è utilizzato da decenni, perché noi copiamo sempre le cose, certe volte le facciamo anche meglio, però, ripeto, per farle meglio ci vuole che qualcuno ci protegga, ci faccia le leggi. Non abbiamo leggi speciali. Non può un poliziotto difendere il cittadino, difendere l'indifeso, per poi passare i guai. Dai, non esiste. In Italia le cose devono cambiare. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Chi è? Telefono dalla Svizzera. E cosa vuole lei, signora dalla Svizzera? Mi dica, lei il nome è? Allora mi dice che ci dico che quel signore lì che ha detto che qui in Svizzera oppure negli altri paesi non si tocca la polizia, ha ragione. Qui, anche se tu lo conosci, non hai neanche il diritto di salutarlo. Pensi un po'. Qui ci fanno filare, sì è vero, Ma qui siamo la polizia è una cosa, tu non puoi neanche guardare la storta perché ti mettono dentro. Sì, ma qua è esagerato, però siamo proprio a livelli. Grazie, grazie signore, ho capito. Qui siamo agli estremi, cioè conosco un poliziotto, non posso salutarlo, è assurdo. Capito qual è il tema? C'è un'altra telefonata, proviamo a sentire se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda al cavaliere, neocavaliere della Repubblica. Ufficiale. Cavaliere ufficiale. Pronto? Buongiorno professore. Chi è? Sono Laura da Cagliari. Laura da Cagliari, sì. Mi dica. Quello che parla con il signore lì, che non so chi sia, comunque se parla bene. È un poliziotto, Sì, un poliziotto, sì, vabbè, perché i miei figli sono della polizia, comunque, in poche parole. Comunque le dicevano che quella legge lì l'ha fatta Renzi, quello lì che ha fatto dei disastri, perché la legge stupida che non li potevano toccare, questa. Ma se prima io mi ricordo io ho 82 anni, professore, io avevo i miei figli che erano ragazzini, quando vedevano una divisa, si spaventavano quasi, adesso vanno a picchiarli, ma come siamo finiti in Italia qua? È un disastro. Che eravamo prima al governo. Un disastro davvero. Lì se non cambiano la legge, devono cambiare la legge, che carabinieri e polizia devono fare come era prima. Basta, niente da fare. Grazie. Hanno fatto loro per difendersi. Grazie, buongiorno professore. A lei e a tutta la Sardegna un abbraccio forte. Prego.
Grazie signora. No, perché poi assistiamo cosa? A feriti fra 3-4 giorni, no? 3-4 giorni non se ne parla più, direttore, ha capito? Sì. Però i danni rimangono in città, rimangono le proteste giustamente dei negozianti, e pare che la polizia, questo devo dirlo, ripeto, l'uomo delle forze dell'ordine non abbia saputo fare. Invece no, dovete sapere Ma che mancano, la legislatura... Scusami, mancano o no i poliziotti? Perché qualcuno dice no, non possiamo fare una Italia di poliziotti, altrimenti diventa un qualcosa che non rappresenta la democrazia ma la dittatura. Cos'è C'è una telefonata e poi mi risponde. C'è una telefonata e poi mi risponde. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Chi è? Sono Sandra Luigia di Padova. Dica. Vorrei intervenire riguardo di quello che avete appena trasmesso con il signore lì. Dica. Volevo dire che di solito io ho fatto il militare e quando si rompeva qualche vetro si ritiravano proprio della paga della decade praticamente. Quando la gente rompe si deve far pagare tutto lì, perché finché non paga nessuno continueranno a rompere sempre. Va bene, grazie. Rispondiamo. Io prima l'ho detto, forse nel discorso non si è sentito. Oggi mancano già 23.000 poliziotti. Da qua al 2030, che la prossima settimana, il 2030, direttore, permetta la battuta. Prego. Ne mancheranno 40.000 ancora, perché andranno in pensione per raggiunti limiti di età, perché la polizia purtroppo è vecchia. Ogni anno vanno in pensione circa 5.000 uomini, ma le assunzioni sono pari a 1.300, 1.500, 1.600, 1.200, con tutti i ricorsi ogni volta quando viene istituito e viene fatto un concorso. Anche qui siamo davanti di questa situazione, purtroppo ci vediamo costretti a volte veramente a chiudere un ufficio per aprire un altro. In una questura come quella nostra di Pordenone, per dire, nello scorso dicembre del 22 sono andate in pensione 38 persone e sono arrivate 10 persone nell'arco di 1 anno e mezzo. Quindi questi sono i conti. Dice qualcuno, tifosi focosi, ma dai, dice, sono ragazzini che hanno il prurito dell'acne giovanile, per loro non ci vuole la galera ma un albergo in esclusiva, dice Vito da Trento. Io vorrei dire una cosa, direttore, esiste un protocollo, perché l'ordine pubblico, guardate, non si fa sui tavolini del Senato o della Camera, l'ordine pubblico si fa in piazza. Allora esiste un protocollo, se arriva una corriera a Padova da Napoli con dei tifosi, noi sappiamo che tipologia di tifosi sono, perché abbiamo le schede, vengono trasmesse e noi andiamo a prenderli. Quelle persone vengono prese e sistemate in un posto dove c'è una sorveglianza primaria e una seconda vigilanza che è quella attiva sul posto. Queste persone, ripeto, ringraziando il TAR della Campania che ha deciso che si potevano vendere i biglietti solo a quelli di Francoforte, cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che le persone da Francoforte che volevano raggiungere l'Italia per bastonare i tifosi o la tifoseria o far casino a Napoli sono arrivati come turisti, quindi avevano il diritto di arrivare con la loro borsetta, arrivare e andare in giro per la città. E fatalità, dove si sono riuniti? In Piazza del Gesù. Ha capito? Perché non è sono arrivati 500 tifosi. A noi non ci preoccupa l'arrivo di tifosi focosi. Sono arrivati dei turisti focosi.
Esatto. Va bene, allora cosa ci dobbiamo augurare noi prossimamente? Ci dobbiamo augurare che veramente il governo vada avanti per la sua strada come sta facendo, investendo dei soldi, ripeto, per l'attività di polizia, per gli strumenti della polizia, e quando dico polizia dico forze dell'ordine, quindi strumenti idonei perché la criminalità va avanti con i loro strumenti. Guardate le truffe, non si fanno più le rapine in banca, ma si fanno i furti, ne parleremo, si parla di phishing, no? Ti portano via i soldi dal conto corrente, quindi la criminalità ha aggiornato la propria tecnologia. Noi magari siamo più lenti, e poi uomini, perché quelli che ci sono hanno la mia età, sono qualcuno è più giovane, ma la polizia e le forze dell'ordine stanno invecchiando. Siamo rimasti indietro 15-20 anni nelle assunzioni, e come per i medici non ce ne sono più. E quindi quello che auspichiamo è che non si facciano i concorsi per 1000 uomini ogni 10-11 mesi l'anno. Un arruolamento deve essere più veloce, non si può fare l'arruolamento. Una volta che noi abbiamo identificato la persona che chiede di entrare in polizia, sappiamo che è una persona brava, onesta, può entrare in polizia, fare un corso veloce, perché se no così perdiamo solo del tempo. Perché se esce un concorso stamattina, direttore, perché qualcuno ci ascolta e vogliono indire un concorso, il poliziotto, quello che passa tutte le prove, tira, molla i tirocini e le falte, non sarà in strada se non in 1 anno e mezzo, 2. Grazie, Vedete voi. Grazie ufficiale, un abbraccio, un augurio, un abbraccio e una buona giornata. Alla tua famiglia, lo dico pubblicamente, auguri di buona Pasqua a tutti, e grazie che ancora la gente ha fiducia di noi. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, pausa.